Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. E bentornati carissimi ascoltatori di Radio Libertà con una nuova puntata di Crossroads. Ed eccoci qui questa settimana, partiamo subito con il botto, con la canzone dell'ultimo album della cantante spagnola Rosalía, Lux, con la canzone Berghain. Sé muy bien lo que soy, ternura pa'l café, solo soy un terrón de azúcar, sé que me funde el calor, sé desaparecer, cuando tú vienes es cuando me voy. This is singing the only way to save us is through divine intervention. The only way I will be saved, divine intervention. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Love me. Till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Love me. Love me. Love me. Love me. Ed eccoci tornati dopo il primo brano appunto della cantautrice di Barcellona che ci stupisce con il suo nuovo album Lux, che è un album davvero innovativo per quello che è la scena pop contemporanea, perché a differenza dei precedenti lavori in cui Rosalía comunque sì aveva portato delle influenze molto interessanti, come appunto mischiando il pop con il flamenco, che è appunto la sua, poi il suo ceppo di origine, dove è iniziato prima di tutto come ballerina e poi come appunto anche come cantante, come musicista. Oltre a quello c'erano anche delle influenze reggaeton che non mi facevano apprezzare tutti i lavori che portava avanti, e però ha deciso di fare qualcosa che è di controtendenza con quello che è il mainstream attuale. Ad esempio, se
Taylor Swift ne è uscita provando a fare un album più maturo e più complesso e non c'è riuscita, rimanendo bloccata comunque in un limbo tra quello che è la sua solito stile e qualcosa di diverso. Qui Rosalia si butta totalmente in un qualcosa di nuovo, perché innanzitutto è stato realizzato non in un luogo qualunque. Questo album è stato registrato alla London Symphonic Orchestra, quindi comunque c'è stato un lavoro molto importante di costruzione dei brani, tipo 2 anni sono voluti solamente per 2 o 3, adesso non mi ricordo, però più o meno siamo lì, per scrivere tutta la parte musicale, quindi un lavoro sicuramente molto certosino, e 1 anno di ricerca da parte sua per raccogliere le storie appunto di questi 18 brani, ispirati tutti, uno diverso dall'altro, ispirato a una delle sante del cattolicesimo, e in questo caso una di Bergen è una canzone, oltre che ispirata a una santa, c'è anche il tema di ricordare un locale di Berlino, appunto, che ha lo stesso nome, e in questa canzone poi, come si è sentito, c'è anche un featuring con l'artista Björk, che oltretutto ha compiuto da poco 60 anni, quindi ne approfittiamo per farle gli auguri. E secondo me quello che spicca più di tutti di quest'album, più di tutte le uscite di quest'anno a livello pop, è appunto la complessità, come stavamo dicendo, delle sue composizioni e dei suoi brani, perché c'è stata una ricerca davvero meticolosa da parte di Rosalia, che ha deciso di usare parecchie lingue oltre all'inglese e lo spagnolo in questo album. Appunto, questa canzone è in tedesco, appunto, e spagnolo. Ci sono dei brani in italiano, dei brani, un mix tra spagnolo e dialetto siciliano, dei brani in portoghese e così via. Quindi ha deciso appunto di creare qualcosa di davvero davvero complesso e che ne richiedeva una ricerca importante. Appunto, c'è stato una parte di ricerca e di studio per realizzare i testi davvero notevoli, che ha dimostrato il tentativo di fare un lavoro che uscisse dagli schemi, e secondo me questo ci porta a una riflessione importante, appunto, perché Rosalia sicuramente è un'artista molto eclettica e creativa, oltre che essere molto talentuosa, però come tutti nel mainstream è dovuta scendere a dei patti e dei compromessi. Appunto, come vi stavo dicendo, certamente era interessante il suo mix quasi unico di unire flamenco a musica pop, però c'era anche una gran parte di reggaeton, appunto, per riuscire a sfondare in un mercato come quello sudamericano, che è enorme, che ti porta numeri e profitti certamente molto grandi. Appunto, il mercato sudamericano probabilmente ora è forse anche quasi più grande di quello nordamericano e anglosassone in generale, per il numero di ascoltatori. Quello che a tanti non piace, soprattutto al sottoscritto, è molto spesso la banalità di quel genere, che ti portano ad ascoltare canzoni quasi tutte uguali, quasi tutte con la stessa ritmica e quasi tutti con le stesse noiose, molto banali tematiche di divertimento, spiaggia, amore, corazon e così via. E appunto Rosalia, una volta arrivata al successo internazionale, è comunque una delle artiste più seguite a livello internazionale, ha deciso di fare un album
che si sentiva dentro di fare un'evoluzione della sua musica. Appunto c'è tutta questa parte orchestrale e decisamente più ispirata alla musica classica in questo album, e un tentativo di dare uno scossone al music business, che però, come dicevo all'inizio di questo discorso, mi ha fatto venire una domanda decisamente seria, cioè per poter portare qualcosa di nuovo e di innovativo si deve per forza oggi dover scendere a patti, chiamiamolo, con il diavolo per poter esprimere la propria creatività, ed è un sintomo secondo me serio di come è diventato il music business, perché se penso a quello che era la musica negli anni 70 e 80, dove sì, certo, dovevi rispondere a delle esigenze di mercato, però certamente gli artisti erano decisamente più liberi. Cioè Michael Jackson, prendo uno ad esempio, riusciva ad esprimere tutta la sua creatività nei suoi album e nei suoi lavori, perché anche i videoclip di Michael Jackson erano una parte fondamentale del suo lavoro artistico, perché erano poi dei veri e propri piccoli corti che portava in scena. Ma non solo, anche i Led Zeppelin, dove fu la casa discografica stessa a non voler rendere un singolo Starway to Heaven nell'album Led Zeppelin 4 per paura di snaturarne la canzone. E quindi è triste vedere appunto poter esprimersi al meglio e liberamente, poter fare un lavoro veramente bello, veramente ben fatto, solamente quando si arriva a un certo livello, quando non si ha più come dire, non si ha più quei limiti imposti dalla casa discografica che comunque ti ha già spremuto abbastanza e quindi ti concede magari un po' più di libertà artistica. E soprattutto il fatto che ormai non sia più accettato il fallimento, cioè se finisci al debutto, se fallisci è finita, cioè una carriera ti viene stroncata. Molti non tutti insomma diventano delle superstar al primo colpo. Se penso in Italia, Zucchero, se non sbaglio, al quarto o quinto album riuscì davvero a sfondare. Quindi secondo me questo è un sintomo, per quanto sia un qualcosa di positivo, il fatto che un artista come Rosalia sia riuscita a trovare un modo di esprimersi artisticamente finalmente in piena libertà, è un sintomo di come il music business ormai lasci queste concessioni solamente a chi ce l'ha fatta, e non è un caso isolato questo. Se penso agli ultimi 2 album di Beyoncé, anche quelli molto molto belli e dove si vede che c'è una volontà artistica di portare avanti un proprio progetto, ma tanti altri hanno fatto così, dimostrano che finché non sei qualcuno non ti puoi permettere la libertà. E quindi è abbastanza triste il fatto che finché non emergi sei costretto a fare il soldatino in un lavoro dove la creatività dovrebbe essere al primo posto e spronata più che limitata per adattarsi alla formuletta che funziona, e poi magari togliendo anche quella voglia di fare il proprio lavoro a degli artisti che dovrebbero invece potersi esprimere al meglio. E ora però cambiamo totalmente genere, perché andiamo con la seconda canzone dalla Polonia, con la canzone White Faces, in Me and That Man. With the bees because of sharp teeth, the devil so red, the fiery evil bleed.
churches, I'll bring out the light of the devil in me. The fight of demonism has since begun. Lights gnashing at the beauty as in reaches. White faces, always so beautifully. Burning temples, midnight churches, opening out the light of the devil in me. White faces, always so beautifully. Burning temples, maintaining churches, opening up the wide of the devil in me. Got a fire, crucifixion, riding with a seven dragons. Fire breathing, with a serpent tongue, a wagon. White faces, always so beautifully. Burning temples, maintaining churches, always bring out the light of the devil in me. Always bring out the light of the devil in me. Always bring out the light of the devil in me. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzo molto garage rock, molto stile anni 70. E per parlare dei Me and That Man non si può non parlare del Deus Ex Machina dietro a questo progetto, ovvero al cantante, cantautore, polistrumentista Nergal, che appunto, oltre ad essere il frontman dei Me and That Man, è anche il frontman della band Behemoth. Appunto il polacco Nergal, che oltre ad avere una storia musicale molto molto lunga, perché ha iniziato all'incirca all'inizio degli anni 90 con i Behemoth, e molto giovane, cioè ha fondato la band quando aveva circa 14 anni. Ha mantenuto comunque una doppia vita, cioè quella di studente e di musicista, studiando nella città di Danzig, che per chi non lo sa, in Polonia, diciamo, è un po' la città più progressista rispetto al resto della Polonia, dove c'è ancora un forte conservatorismo, soprattutto religioso. E nei suoi testi, appunto, Nergal combatte questo forte e pesante conservatorismo che c'è nella società polacca. Poi ovviamente lui con i Behemoth è diventato famoso anche fuori dalla Polonia e dai confini nazionali, diventando famoso in tutta Europa. Si ricorderà qualcuno che quest'anno a un loro concerto all'Alcatraz di Milano è venuto il prete a fare l'esorcismo, i fan fuori che erano in fila per entrare al concerto. Ecco, diciamo che è stata fatta poi molta ironia durante il concerto su questo fatto. Io la vedo divertente, poi qualifica quello che ha fatto questo gesto, comunque, perché considerare ancora la musica black metal puramente una musica satanista vuol dire non sapere di che cosa parla il genere. Da fan di vecchia data ci tenevo a dirlo. Comunque,
Nergal che combatte in Polonia una battaglia contro la legge sulla blasfemia che è ancora tuttora in vigore. C'è anche in Italia comunque, se non sbaglio anche Marilyn Manson fu arrestato dopo un concerto, però rilasciato tipo dopo poche ore, non ci furono poi quelle grandi conseguenze reali, cioè una legge che c'è, non c'è. Non è una legge, come dire, che causa molte conseguenze. Invece in Polonia non è così, cioè durante un concerto dei Behemoth, appunto, Nergal è stato arrestato, letteralmente è rimasto in carcere un bel po' di tempo per quella che era la scenografia portata in scena durante il concerto, che rappresentava, se non sbaglio, c'erano 2 teste di maiale impalate e una donna crocifissa, che ovviamente cioè non è stato fatto male a nessun animale, cioè era un animale che era già stato macellato e le teste sono state portate da una macelleria, nessuno poi fa del male veramente agli animali, cioè a meno che tu non sei vegano e consideri anche quello tu non sei vegano e consideri anche quella una violenza, però le teste di maiale erano di una macelleria, quindi nessun animale è stato maltrattato durante quel concerto e ovviamente la ragazza era legata, cioè a parte della scenografia non c'era neanche la ragazza si è fatta male. E quello rappresentava una provocazione, appunto, una provocazione per andare contro a un conservatorismo religioso molto opprimente che limita la libertà di espressione degli artisti musicali, soprattutto in una scena est europea musicale, Polonia in primis, ma anche Ucraina, molto molto viva, soprattutto nel metal estremo. Vorrei portarlo, però non so se ancora se è il caso, appunto una band molto simile anche ai Behemoth, un po' però più centrata sul lato religioso, ispirata all'ortodossia, una band molto bella che si chiama Batushka. Ha subito le stesse conseguenze di questa legge che limita molto il lato più artistico della scena metal estrema polacca. E per dimostrare che il black metal non è solamente musica fatta da brutti ceffi, Nergal si è inventato anche questo side project, i Me and That Man, che solitamente fanno più uno stile country blues rispetto a questa che è più un garage rock ispirata agli anni 60. Però i temi comunque rimangono sempre quelli, cioè quella lotta al bigottismo così forte, imperante in un paese come la Polonia, rimane sempre al centro. Infatti i temi rimangono sempre quelli, c'è sempre un attacco a quel bigottismo religioso e rimane Nergal un caposaldo contro appunto la voglia di una libertà piena per gli artisti di potersi esprimere senza dover subire una censura così fastidiosa, ecco. Certamente meno fastidiosa rispetto a quella degli al-Namrud in Arabia Saudita, questo c'è dubbio, però anche in paesi dell'est Europa risulta
molto difficile fare metal estremo per le tematiche che tratta, per quanto siano dei paesi che abbiano sfornato tra i lavori più belli di questo genere. Tantissimi album e band, sia black che altri generi magari più affini al folk, come possono essere il pagan o il viking, sono usciti da paesi come Polonia, come l'Ucraina, ed altri paesi dell'est Europa, e lavori molto pregevoli. Appunto, non solo Nergal ci dimostra che può essere un compositore a tutto tondo, riuscendo a fare generi completamente opposti l'uno dall'altro, appunto perché uno rappresenta l'animo un po' più truce e ribelle del black, e quello un po' più, come dire, avventuriero, del country e del blues. E appunto tanti hanno dimostrato di sapere unire, come i Batushka, come tante band ucraine, e di fare dei lavori incredibili, e per questo secondo me merita una menzione, soprattutto Nergal, per il grande lavoro che lui in primis ha portato avanti e per la bellezza anche delle sue composizioni. Ora purtroppo dobbiamo fare una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente, ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ed eccoci tornati dopo questa breve pausa. Direi di non perdere ulteriore tempo, se no arriviamo veramente tirati come la settimana scorsa, e di andare immediatamente con la prossima canzone del gruppo berbero algerino dei Tienar Wen.
خيلت ساني لا تهيني تلاقي باغا مقالني داربة شغيبو لا يقندن قلوا قد غيباني ويلا شغيبو لا شغيبو دهقي دهقي مراني دهقي تدرو دهقي أخلاقنا شنق بداتي يا تلقى تشوكو طاطر تاية دلنقي وباصن دسادو تنهيري دان تنهيري داتي تسقي سقيني شربك إذن تلمع جاي الماء وين راغنين دخل ويلا دماغي ويلا شغيبو لا شغيبو ترقينا رقي مراني لا رقو ترو لا رقو يا سلامنا جوي برارة داوي مو موت دا مرخم داخما دا شوي بونغريس تكرار كار شمارة دا تبدين تلزدق دا تهد كار تغجمي أنو عن سمنتي دا إزاز لنا ما دا تقول تزولي قوانا بركة ناي قيدين الدو ناي كاكر شغيبو ناي كاتب سغاني ناي تنتفينا قرون ميسركو دا ورنقل هود درغت دخل لا شغيبو لا شغيبو زريبينا يغي مراني دا ربتكو ترورو ناي يا سلام Ed eccoci tornati con appunto questa credibile band algerina, una delle più ormai vecchie glorie della musica blues rock e anche folk berbera, che oltre ad avere una carriera decisamente lunga e molto soddisfacente dal punto di vista sonoro, porta anche con sé una storia che è molto molto particolare, chiamiamola così, perché dovete sapere, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, che dentro questa band c'era anche, qui leggo dall'articolo che ho qui davanti perché altrimenti non riuscirei a ricordarmelo a memoria, Lihad Ag Gali, o Gali, come se preferite la pronuncia italiana, che era appunto un musicista, parte di questa band, aveva scritto molti dei successi, era uno dei compositori principali, viveva una vita classica da rockstar, quella che
chiunque si può immaginare, il bere, la trasgressione, la vita al limite. Ecco, dovete sapere che questo signore da un giorno all'altro ha deciso di cambiare totalmente vita e da musicista ubriacone ne è diventato un membro della famigerata organizzazione terrorista di Al-Qaeda. E questa è una cosa veramente che mi ha scioccato quando l'ho scoperta. L'ho scoperta credo quest'estate, leggendo un po' di articoli che avevo trovato. Mi sembra su S Magazine forse ne avevano parlato di questa storia e l'avevo trovata davvero scioccante, perché di certo non ci si aspetta da una rockstar il background di un terrorista, ecco. Cioè, di certo non ci si può immaginare che il membro di una band possa diventare un terrorista di Al-Qaeda. E la cosa che fa più scalpore ancora riguardo appunto a questo tal signor Gali, che per essere precisi ed è completismo, non è il Gali nostro, il rapper italiano, ma appunto il membro di questa band che è diventato il capo di Al-Qaeda, addirittura ora nel capo di Al-Qaeda in Mali. E per chi ha letto insomma le cronache delle ultime settimane, il Mali è un paese che appunto sta vivendo una guerra civile appunto per colpa di questo gruppo terroristico di Al-Qaeda, e ci potremmo ritrovare il signor Gali a fare questo percorso veramente particolare, una carriera in cui lascerà un curriculum sicuramente difficile da imitare, perché da rockstar, da musicista e compositore, è passato a terrorista e capo di Al-Qaeda, a poter diventare il nuovo leader del Mali, il nuovo presidente del Mali, perché è notizia delle ultime settimane che i terroristi stanno acquisendo sempre più terreno in Mali e l'attuale governo, una giunta militare, sta perdendo decisamente terreno, e quindi potremmo ritrovarci appunto tra poco l'ex terrorista, cioè l'ex rockstar ora terrorista, a governare un paese. E diciamo, se il presidente della Siria poi è andato, si è dato questa nuova facciata di moderazione, andando a Washington a giocare con i generali americani a basket nella sua visita ufficiale, mi chiedo se questo signor Gali dovesse mai diventare presidente del Mali e appunto cercare anche lui di darsi un nuovo volto moderato, mi chiedo a questo punto cosa potrebbe fare. Magari potrebbe andare negli Stati Uniti anche lui e magari inventarsi qualche, dato che è anche lui un ex musicista anche folk, magari un bel duetto con Bob Dylan, magari per darsi una faccia più moderata. Ovviamente si ride, si scherza, ma certamente non è una notizia come dire, molto rincuorante, però era molto curiosa e la volevo riportare. Oltretutto non si è dimenticato comunque lui dei suoi ex compagni di band, e durante un loro concerto un po' in stile Charlie Hebdo è andato al concerto, ha preso come prigionieri parte della band, non mi ricordo ora se erano solamente dei turnisti oppure dei membri proprio fissi della band, questo comunque poco importa, e li ha poi giustiziati in pubblica piazza, quindi una persona molto vendicativa, anche molto malvagia.
E veramente quando ho letto questo articolo mi è girato per la testa solamente una domanda: come è possibile che un musicista che sta comunque vivendo una carriera abbastanza importante, perché comunque una band a livello internazionale comunque riconosciuta e abbastanza famosa, e sicuramente una delle maggiori espressioni del rock africano, quindi che sta vivendo comunque una vita tutto sommato piena di soddisfazioni, possa lasciare tutto per entrare in un gruppo terroristico. Magari questo te lo aspetti da chi nasce in determinati ambienti, cioè se penso a quelli che poi sono diventati membri dell'ISIS, che erano comunque figli di immigrati di seconda generazione in Europa, che vivevano in determinati contesti di degrado, di povertà, e magari alcuni finivano in carcere, poi erano nelle carceri che si radicalizzavano. Qui veramente non riesco a spiegarmi come sia potuto succedere, cioè comunque stai vivendo una vita di successi, sì, magari il problema dell'alcolismo può magari spingerti in angoli bui della tua esistenza, magari può farti soffrire di depressione o cose del genere, però veramente cioè, curiosa come storia, probabilmente unica e irripetibile, e secondo me era anche molto curiosa anche da potervela raccontare, ecco. Di certo un qualcosa che non si sente molto spesso nell'ambito musicale, ecco. Una storia particolarmente come dire, improbabile. E adesso torniamo però solamente alla parte musicale, un po' più tranquilla, ma non troppo, perché andiamo nel pieno del marciume dello sludge metal con la band italiana Black Elephant, con la canzone del loro ultimo album The Fall of the Gods, la canzone Go.
Ed eccoci tornati dopo la canzone Go dei nostrani Black Elephant, che secondo me sono la dimostrazione vivente di come la musica stoner, sludge e doom in generale siano ancora vivi e particolarmente in salute, e di come la scena italiana soprattutto ne stia vivendo una grande contaminazione di questi generi, perché innanzitutto con la casa discografica Heavy Psych Sound, che sta facendo un lavoro incredibile, oltre ad organizzare un festival ogni anno appunto dedicato allo stoner, che ha ospiti, che ha soprattutto band italiane ed europee, ma si può fregiare anche di ospiti di un certo livello. L'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, comunque c'era anche Nick Oliveri, famoso per essere bassista dei Queens of the Stone Age e della sua band, chitarrista e frontman della sua band Mondo Generator. E appunto tra i grandi di questo stoner italiano abbiamo appunto i Black Elephant, che hanno avuto un'evoluzione di carriera partendo da un sound molto classico dello stoner più canonico, evolvendosi e riuscendo a contaminare la loro musica con elementi magari anche più dal blues e appunto e riuscendo a staccarsi da quelle che sono le chitarre così basse, così potenti dello stoner, riuscendo a variare anche molto il loro stile. Se all'inizio erano un omaggio ai grandi dello stoner, appunto, come ne abbiamo parlato anche recentemente, degli Sleep, dei Caius, dei Fu Manchu, hanno evoluto il loro sound e ora sono riusciti a trovare un sound tutto loro e molto personale. E questo album, The Fall of the Gods, è un album che prende ispirazione dalla caduta delle popolazioni Maya azteche. Infatti la copertina che abbiamo visto anche mentre andava la canzone dimostra un po' anche quello stile un po' fumettistico, che però rappresentava appunto un appartenente al popolo degli Aztechi e dei Maya, comunque delle popolazioni mesoamericane, e utilizza soprattutto quello che è la filosofia delle antiche religioni Maya per poter parlare del loro ciclo di vita e di rinascita, e questo un po' ha influenzato la scrittura dell'album, che appunto ne tratta questi temi nello specifico. Sicuramente un ottimo lavoro, uno dei più originali per quanto riguarda questa band, e che dimostrano quanto sia viva la scena stoner italiana in questo momento, e che a sottoscritto non può fare che gran piacere, dato il fatto che è il mio genere preferito, e credo si sia capito da queste 23 puntate di Crossroads. E ora, dato che siamo quasi in chiusura, andiamo con l'ultimo pezzo, il pezzo Crossroads della giornata, con Riders on the Moon di Arc de Soleil.
Siamo arrivati con l'ultimo pezzo di oggi e prima di raccontare velocemente questo ultimo pezzo ci tengo a ringraziare la signora Marisa, perdonami se non me ne sono accorto subito, però ci scrive su WhatsApp che partenza da pelle d'oca. Si riferisce ovviamente a Rosalia. Grazie mille Marisa, gentilissima per il complimento, grazie mille. Appunto, ora parlando del poco tempo che rimane di Arc de Soleil, il nome d'arte appunto del polistrumentista, compositore, produttore Daniel Kadawata, leggo perché sennò non saprei come pronunciare il nome, e diciamo soprattutto su di lui c'è da raccontare appunto di quella che è le sue origini musicali, che raccontano molto poi di questo artista che è molto vario, come è compositore, produttore, e si occupa anche molto di produzione per altre band, quindi, e altri artisti, e ha una carriera poi in proprio, appunto, come Arc de Soleil. E questo amore per la musica lo deve al padre, che ne chitarrista, che l'ha ispirato. Poi i padri sono sempre un po' i primi eroi di un figlio, quindi i genitori sono sempre i primi eroi di un figlio, e questo l'ha ispirato a diventare lui a sua volta un musicista, dandogli le prime i primi spunti per cercare di creare il suo sound, che quindi va da una musica elettronica a un po' di funk, e si evolve anche con un po' di alternative rock psichedelico. E questo lo porteranno poi a creare un suo stile, un suo sound personalizzato, e l'abilità come
compositore, come produttore, lo porteranno a lavorare con artisti di tutto livello. Si possono citare i Paramore, i Avril Lavigne, che comunque è piuttosto famosa, i Rancid e così via. Sicuramente una carriera molto fortunata che valeva la pena di essere raccontata. Purtroppo siamo arrivati alla fine, io vi saluto, vi ricordo di collegarvi dalle 3:30 alle 4:30 per la prossima puntata di Crossroads. Vi saluto ricordandovi che la musica non muore mai. Avete ascoltato Crossroads. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.